Raccogliendo le sollecitazioni di larga parte degli agrigentini, da tempo anche TVA ha lanciato l'allarme. Nello stato in cui versa Agrigento, capitale della cultura, può rivelarsi un boomerang capace di distruggere qualsivoglia immagine, anche la più bella, possano le foto ritrarre della nostra realtà. Furono subito i cittadini a lanciare il primo allarme, a ruota, nel mangiacavallo, motore pulsante e pioniere del credere in questa idea. Proprio nei giorni scorsi Vittorio Sgarbi, che è andato anche oltre, esprimendo preoccupazioni per la destinazione d'uso di un hotel che sarebbe gradito ad alcuni diventasse un centro commerciale al villaggio Mosè, sulla città che era sporca. E ieri Michele Guardì, sottolineandolo dai microfoni della RAI, che ha detto: sono preoccupato, non sto vedendo grandi preparativi. E Michele Guardì è un geniale conterraneo, certamente ben abituato alla gestione di situazioni complesse, ma se anche lui esprime ciò che altri summenzionati hanno da tempo detto, due domande chi ci amministra dovrà pur farsele. A non molto servono rassicurazioni secondo cui i nostri amministratori siano al lavoro finché non è supportato da un impegno visibile e immediatamente concreto nell'utilizzo di quel tempo che scorre inesorabile in un Fiat ci porterà a bussare alla porta del 2025. E proprio ieri un forte appello è stato lanciato dal giornalista agrigentino Silvio Schembri, che su Repubblica ha sottolineato che per arrivare ad Agrigento da Roma con l'aereo e il bus ci ha messo ben 8 ore e gli è andata anche bene, aggiungiamo noi che siamo abituati a muoverci quotidianamente tra strade interrotte, semafori e costosissimi voli. E dunque, oltre ai rifiuti sparsi, l'acqua che manca, le vegetazioni spontanee che costellano viali, strade, scale, degrado dilagante, vie di collegamento inesistenti, vogliamo che ciò che ha scritto Silvio Schembri ieri e Sgarbi ha detto prima e tanti altri finisca come un tam tam inarrestabile sulle pagine di cronaca e sulle recensioni che farà inevitabilmente chi nel 2025 verrà a visitare la capitale della cultura? Ai posteri l'ardua sentenza che speriamo possa essere ribaltata da un impegno concreto, immediato e determinato. Anche noi siamo preoccupati.